Argomento. Martedì c'è stato un importante incontro. Rappresentanti di istituzioni, associazioni di imprese ed organizzazioni sindacali, tutti o quasi presenti al cosiddetto tavolo di lavoro per la chimica di Porto Marghera, terraferma veneziana, convocato nella sede della Regione Veneto. All'unanimità viene richiesto il riconoscimento dello stato di crisi per Porto Marghera. È l'esordio del tavolo sulla chimica convocato nella sede della Giunta regionale in un giorno in cui il presidente Zaia era a Roma ai funerali di Stato dei 4 militari morti in Afghanistan e l'assessore al lavoro Donazzan era assente per malattia. E fuori da palazzo un caso da ricordare, l'unica volta in cui i dati della questura davano più manifestanti presenti della ventina effettivamente giunta in laguna. Al tavolo la prima riunione con un obiettivo raggiunto. Essere riusciti a fare la richiesta che Venezia Marghera sia inclusa come sito di crisi e che ci sia la convocazione di un tavolo tecnico che si attendeva molto e che è il punto di partenza, e ci auguriamo anche di ottimo risultato perché Marghera venga considerata sito di crisi, e noi su questo abbiamo grandi speranze. È un tavolo che io mi auguro sia permanente, almeno che abbia il tempo necessario non solo per affrontare lo strumento di riconoscimento dell'area di crisi, ma anche le questioni che riguardano lo sviluppo. Come si riprende una discussione con tante assenze al tavolo? L'importante è che ci siano i livelli istituzionali. Ci sia chi faccia sintesi e abbia il compito di attuare l'eventuale accordo che io mi auguro che riusciremo a fare nei prossimi giorni. Siamo già notevolmente in ritardo. Tra tante idee per Porto Marghera, un progetto è più avanti degli altri. Il Porto ha fatto una proposta che si inserisce nel quadro dello sviluppo dell'occupazione, che è una delle cose che maggiormente ci stanno a cuore. Diciamo che questo è un primo passo e dobbiamo andare avanti anche con altre cose. Ritiene che Comune e Regione debbano ricostruire un dialogo? Ma io penso che il dialogo sia già stato ricostruito. A me sembra che il clima che si respira nei rapporti fra Comune e Regione in tanti e tanti temi sia un clima molto costruttivo.